Sono oggetti dell'artigianato locale che provengono dalle zone in cui l'operazione Mato Grosso è attiva: Perù, Bolivia, Ecuador, Brasile. Un piccolo segno di condivisione nella luce di speranza del Natale. Manufatti in maglie e tappeti lavorati interamente a mano in lana di alpaca, presepi dell'artigianato. E quest'anno abbiamo anche abbinato, un po' di antiquariato. La finalità dell'allestimento nell'ex chiesa dei Filippini a Chiavari è quella di sostenere le attività missionarie del gruppo, in particolare un progetto scolastico in Bolivia e Perù. Organizziamo nelle varie missioni le scuole che sono di 5 anni, interamente gratuite perché i bambini si scelgono fra i più poveri. Parliamo di bambini e di famiglie che vivono a 3, 4, 5 mila metri sulle Ande del Perù e della Bolivia. Proprio in questi giorni è mancato il fondatore dell'operazione Mato Grosso, padre Ugo. Salesiano avviò questa realtà nel 1967 prestando aiuto ad un confortello in Brasile. Da quell'anno si è cominciato, il messaggio si è propagato, l'entusiasmo, il sogno di aiutare gli altri, i più poveri, soprattutto per i ragazzi, e aiutarli lavorando, sporcandosi le mani con le prime raccolte di carta, stracci, ferro vecchio, che ci ha visto appunto cominciare 40-50 anni fa, ormai 50 anni con questi lavoro. In oltre 50 anni la scia tracciata da padre Ugo è stata calcata da moltissimi volontari mossi dal desiderio di fare del bene in un'ottica di reciprocità. Sicuramente noi diciamo di aiutare ed è vero, ma riceviamo moltissimo, sia chi è là, sia noi che lavoriamo qui. Capiamo che questo è proprio un fiume che ci alimenta tutti.